Vola un'aquila nel cielo. Non ci riesco. Amici bellini, benvenuti in questo nuovo video, martedì 27 gennaio, quindi siamo agli sgoccioli del mercato, ma il mercato è sempre aperto, il mercato è un work in progress. Quindi, però questa cosa di Ghulam vorrei parlare in termini di sempre di ragionamento, di ipotesi, perché noi non abbiamo notizie fresche, però ragioniamo. È un marketing pazzesco. Rumore incredibile. Allora, amici miei, con calma, amiche mie, con ancora più calma, una calma assoluta, ci vuole la pazienza di Giobbe quando si è tifosi del Napoli. Benvenuto Leonardo Belli, potevi chiamarti Leonardo Bellini, sarebbe stata una cosa ancora straordinaria, e lasciate dei like come vi capitano di cortesia, giusto per un fatto così di un like di abitudine anche a gestire certe notiziole, certi rumors di mercato che escono, che spuntano. Questa poi è una nuova, avete notato, è la nuova frase: spunta il no, spunta la trattativa, spunta il retroscena, spunta. Allora facciamo le cose così. Perfetto, Ghulam. Allora, questa cosa poi esce quando ieri in tarda sera, insomma, io mi stavo già organizzando per fare la live con i colleghi, compagni di viaggio del Caffè Napoli 1926 TV, altro canale YouTube che voi dovreste seguire. Chi è iscritto al canale Telegram che trovate in descrizione lo ha fatto. Ci siamo divertiti tantissimo a snocciolare tutta una serie di statistiche. La rubrica del mercoledì si danno i numeri, ma si danno i numeri approfonditi, e poi ci sono dei grafici bellissimi. Insomma, ci siamo divertiti molto e lo ripeteremo perché c'è un approfondimento ulteriore proprio bellissimo. Mi sono veramente divertito tantissimo e non abbiamo volontariamente affrontato questo discorso di Ghulam, che è una notiziola che è uscita in serata e fa un pochino il paio con quello che vi dicevo ieri, no? Dicevo, Ghulam al Cagliari è una cagata, non può essere, non ha senso, non me lo spiego. Il Cagliari non si può permettere un ingaggio nemmeno la metà di Ghulam sicuramente, e poi anche per lui sarebbe una cosa non dignitosa passare da un Napoli in secondo in classifica a un Cagliari che devi vedere se riesce a salvarsi. No. Però, ragionando, se esce il rumor Lazio, dobbiamo ragionarci, perché faccio un 2 più 2. Oltre a delle notizie di uccellini che mi dicevano che in effetti se Giuntoli riuscisse, questo mi dicevano, se Giuntoli fosse in grado di liberarsi di Ghulam, però prendetela bene, non liberarsi nel senso cacciarlo, perché c'è un rapporto anche di stima reciproca, di riconoscenza da parte del giocatore verso la squadra, però è sempre un ingaggio pesante di uno dei senatori, famosi senatori, e uno alla volta se ne stanno andando, e l'abbiamo visto con Manolas, insomma, la prima occasione, vai, che risparmiamo metà anno di ingaggio, vai, ciao, non ti preoccupare, pigliamo un prestito qualsiasi, appariamo il buco. Fatto questo, probabilmente l'idea di Ghulam, ecco, mi spiegherei le insistenze delle voci su Oliveira, su altri terzini sinistro, terzino sinistra. Ci manca, abbiamo scoperto ieri sera in live che ci manca un attaccante, fondamentalmente. Poi lasciamola perdere la notizia di Osimhen al Newcastle, non la metto nemmeno nel titolo del video, non la metto perché non mi interessa. Però su Ghulam bisogna fare un paio di ragionamenti. Prima di tutto, la Lazio probabilmente una metà di ingaggio di quello che prende Ghulam se lo può permettere. Non credo che il Napoli possa chiedere niente di soldi, un paio di milioni, 3 milioni magari, ma proprio così, proprio simbolici, perché il ragazzo va a scadenza. La Lazio non ha un terzino sinistro, tanto è vero che si è ritrovata per molte partite ad usare Yusai come terzino sinistro titolare. Ogni tanto ci puoi adattare un Marusic, ci puoi adattare una cosa, Radu che gioca e non gioca, quindi c'è questa sensazione che a Sarri farebbe piacere fare almeno un tentativo. Poi che tenerezza Sarri, Reina, Yusai, Ghulam, stai cercando disperatamente di ricreare un Napoli 2.0 che però l'età avanza, non sono più quelli, ci sono degli infortuni alle spalle, vabbè.
non sono cose che ci riguardano. Però avrebbe senso, cioè se la Lazio decide di farla questa operazione, io non vedo il Napoli pronto ad opporsi a questa operazione, perché penso di intuire che nel ragionamento ci possa essere questo discorso e dice noi lo perdiamo tra qualche mese comunque a zero, non rinnoviamo perché non abbiamo nessuna intenzione di rinnovare, risparmiamo un po' di ingaggio, magari ci pigliamo qualche nocciolino, qualche nocella, e se avevamo già una trattativa impostata per giugno, perché la devi avere già, non è che lo fai a giugno, la devi avere già una trattativa, proviamo ad accelerarlo, può essere il caso di Oliveira, può uscire un uomo nuovo, non lo sappiamo, magari cerchiamo di affondare il colpo, solo che mancano, quanto mancano? 3 giorni? Il mercato è sempre aperto, il campionato è lungo, non c'è dubbio, però mi sa questa, ecco, io sto facendo tutti questi video per debancare le cose che mi sembrano poco plausibili, questa qui mi sembra plausibile, ecco, non riesco a smentirvela categoricamente, non ci riesco e ragiono insieme a voi, perché poi si può dire questa potrebbe essere un'operazione intelligente perché risparmi dei soldi, comunque lo perderesti a zero, così poi si può anche dire ma lo sostituisci, ce la fai in tempo a sostituirlo? O facciamo il discorso, vabbè, tanto c'è Zanoli. Perché siamo arrivati alla fine che per pochi mesi, no? Tanto l'utilizzo di Ghoulam è questo che abbiamo capito. Se Mario Rui non c'è, a Ghoulam gli si chiede uno sforzo, siamo riusciti a centellinarlo volontariamente anche quando lui diceva io sono pronto, centellinarlo proprio per non esporlo a brutte figure, per non far vedere che non ce la fa, che magari la partita così, poi ha fatto anche delle belle prestazioni, alcune che sembra col freno a mano tirato, l'intelligenza, la fisicità, il senso della posizione e la calma, i punti di forza di questo Ghoulam. Il problema sarebbe proprio quello, e tu dici vabbè ma noi quando mai? Abbiamo da una fascia abbiamo Di Lorenzo che gioca sempre, e se proprio così c'hai Malquit, e dall'altra parte c'hai Mario Rui che gioca sempre, e se proprio così adatti Zanoli, e se proprio non vuoi adattare Zanoli adatti Juan Jesus, perché tanto sta per tornare Koulibaly. A proposito di Koulibaly, vi faccio vedere, perché poi questa foto, guarda caso, se la sposti da questa parte continua proprio con Koulibaly, ed è divertente secondo me se ci spostiamo dall'altra parte così con una Brabham leggere, perché se voi scrivete Lazio Ghoulam trovate dei blog che riportano questa notizia. I tifosi della Lazio si sono scatenati sul web, in biancoceleste ci sono già 2 fedelissimi di Sarri, Rene, io sai, e se oltre a Ghoulam arrivasse il vero top player del Napoli, Kalidou Koulibaly, con il Ghoulam del passato e Koulibaly saremmo da Champions League. Ghoulam era un campione, chi dice di no? Se tornasse quello di una volta faremmo un acquisto incredibile. Ghoulam magari era uno dei migliori terzini al mondo. Questi sono solo alcuni dei messaggi che si possono trovare in rete. Ora io non me li metto a cercare, non li posso cercare, però se tu sei uno di quei, perché ci sono amici bellini anche della Lazio che seguono, se tu per caso sei capitato cercando Ghoulam Lazio, sei capitato su questo canale, me lo mandi un commentino e mi scrivi, sì, l'ho scritto io, magari venisse anche da dove ti esce, come ti viene in mente che Koulibaly va alla Lazio, che la Lazio si può permettere, come, fammi sapere, ma con molta calma e tranquillità, non c'è nessun problema al riguardo. Ritorniamo in una situazione di normalità e ci spostiamo di nuovo da quest'altra parte. Koulibaly lo sposterei, sì, Fauzi. Quindi voi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate. Io ho un po' di non ho paura, no, in questo caso non è questione di paura, è questione di aspettare ancora qualche giorno, manca poco per fortuna, e ci saranno altre live, voi seguitemi, ci sono delle live in programma probabilmente domani. Oggi bisogna faticare, bisogna fare il che fare, bisogna suonare un po' di musica e non la commento proprio. Questa cosa non la commento proprio, mi limito a notare ad annotare certe cose. L'Inter prende Gosens, la Juventus prende Vlahovic, la Roma
ha preso Sergio Oliveira, che subito si è dimostrato decisivo, subito titolare, subito gol a raffica. L'Atalanta prende Boga, il Milan prende questo Lazetic, un giovane in prospettiva, non sposta gli equilibri, è un giovanissimo, sono giocato pochissimo nella Stella Rossa, e la Lazio prende Coulà, se prende Coulà, oppure si leggeva Gabbiadini, non lo so, comunque stanno cercando di fare qualcosina. Il Napoli non lo so. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.